Buongiorno, ben ritrovati, 11:29 minuti e 55 secondi, puntuali dunque per questa nuova edizione straordinaria, per raccontarvi anche oggi della guerra sul fronte dell'emergenza coronavirus, come sempre dopo l'appuntamento ormai diventato quotidiano della TV dei piccoli, che come sapete questo appuntamento tra le 11 e le 11:30 dedicato ai bimbi più piccoli, con le letture e i disegni, insomma, per tenervi compagnia in questa mezz'oretta. Allora, 11:30 dicevamo, iniziamo questa edizione straordinaria che ci avvicina come sempre al punto stampa del governatore Zaia alle 12:30. Vedremo cosa si dirà oggi. Peraltro si attende di vedere nero su bianco, lo dice anche il titolo di questa prima parte della nostra edizione straordinaria, della ordinanza regionale che dovrà essere appunto pubblicata e messa in campo, diciamo così, per le misure restrittive. Come sapete proprio tra oggi insomma, e domani scade di fatto l'ordinanza regionale, scadono tutte le ordinanze regionali e quindi dovrà essere pubblicata per capire quali saranno, se ci saranno novità nelle misure restrittive. Non c'è novità sulla data perché la proroga è fino al 13 aprile, come ha già detto il governo, ma si tratta di capire, visto che lo stesso Zaia ha annunciato che ci saranno probabilmente delle misure più restrittive rispetto a quelle del governo, quali saranno queste misure più restrittive. A proposito di date, adesso vediamo anche i dati del bollettino regionale. Il capo della Protezione Civile, Presidente della Protezione Civile Nazionale Borrelli, questa mattina a Radio Capital, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo, ha dato un'altra ipotesi di data sulla cosiddetta fase 2 già annunciata dal Premier Conte in questi giorni, la fase 2 dell'emergenza coronavirus, che potrebbe iniziare, ha detto Borrelli a Radio Capital, dopo il 16 di maggio, e quindi è plausibile, dice Borrelli, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi perché tutto deve essere vagliato dal comitato tecnico-scientifico che si basa sull'andamento del contagio. È plausibile dunque che le misure possano essere prorogate fino al 16 di maggio. Può esserci questa data, che peraltro collima con un'altra data che riguarda le scuole, e ne parleremo fra pochissimo con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Treviso Belluno, Gianni Maddalon, e faremo allora un focus sulle scuole. Quindi 16 maggio, plausibile tempo di proroga delle restrizioni, diciamo, in futuro, quindi dopo il 13 di aprile, quando scadrà, diciamo, la proroga del 13 di aprile, e qui potrebbe iniziare, restiamo sempre nel campo delle ipotesi, la cosiddetta fase 2, quindi la graduale riapertura, ovviamente tenendo presente i dati che nel frattempo saranno arrivati. Lo dice lo stesso Borrelli, dipende dai dati, quindi siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma si comincia appunto a vedere un programma, diciamo, quantomeno di massima sul futuro dell'emergenza coronavirus. Allora, i dati di questa mattina del bollettino regionale parlano di, come sempre da qualche giorno la Regione scorpora il dato dei contagiati dall'inizio dell'emergenza, quindi conteggiando anche i deceduti purtroppo e coloro che si sono negativizzati, i cosiddetti guariti, dagli attuali casi. Allora, in totale dall'inizio dell'emergenza 10.464 casi positivi, attuali 9.108, quindi 9.108 in questo momento casi positivi in Veneto. C'è un aumento di 213 unità nelle ultime ore, con un più 50 a Verona e un più 51 a Padova, i due cluster, diciamo, più importanti. I negativizzati 784, superano ormai le 20.200 unità le persone in isolamento domiciliare. Nella parte invece bassa della tabella troviamo il dato, come sempre, delle persone ricoverate, 1.629 in area non critica, quindi malati ma non in terapia intensiva, e 335 in terapia intensiva. Dato interessante, che continua ad essere in quantomeno in qualche modo positivo, è il fatto che ci sono meno 7 persone ricoverate, e resta stabile invece il dato delle persone in
terapia intensiva. I decessi di questa notte, delle ultime ore, sono 12 decessi localizzati un po' in modo sparso, 2 di questi in un ospedale Covid, l'ospedale di Jesolo, altri 2 all'ospedale azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona Borgo Roma, poi altri 2 nella Marca Trevigiana, uno a Conegliano, uno a Vittorio Veneto e gli altri a Bassano, Vicenza, 2 a Legnago e 1 a San Bonifacio. Quindi 12 decessi per un totale di 534 dei decessi conteggiati all'interno degli ospedali. Poi sappiamo c'è la partita delicatissima delle case di riposo di cui parleremo anche oggi. Peraltro è in corso una conferenza stampa via Facebook dell'ULSS 2 Marca Trevigiana proprio per fare un focus su questo, ma anche nelle altre aziende ospedaliere. Allora facciamo così, ecco, vediamo di nuovo la tabella. L'altra tabella importante da far vedere sempre è quella della solidarietà, quindi il conto corrente per combattere il coronavirus sul fronte della solidarietà e quindi donare quanto più possibile per aiutare chi è in prima linea, quindi le aziende ospedaliere. Tante le manifestazioni di solidarietà, le ha annunciate spesso Zaia in questi giorni, ma ce ne sono altre appunto che spuntano un po' dappertutto nella regione del Veneto. Allora, dicevamo questi i dati, parleremo poi più tardi anche con il professor Palù, il microbiologo, il professor Palù di fama internazionale, che ovviamente si occupa e si occuperà dell'operazione dei test sierologici, importantissima, e ci spiegherà allora nel dettaglio come funzionano. Vedo però già la nostra Anna Maria Parisi pronta davanti all'unità di crisi per fare un piccolissimo veloce anticipazione della giornata di oggi, poi ci collegheremo con il professor Maddalon per quanto riguarda la scuola. Anna Maria, sei con Paola Barbato, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Eccoci come di consueto in diretta dall'unità di crisi di Marghera della Protezione Civile del Veneto, come oramai consuetudine da un mese a questa parte. Le anticipazioni a breve, naturalmente il punto del governatore Zaia, puntuale alle 12:30 come oramai d'abitudine. Le case di cura, l'emergenza è il cuore di questa emergenza, come anticipavi da studio. Infatti chiederemo anche quali il punto in merito alle case di cura del Veneto, in particolare quelle che citavi tu. Tra l'altro è giusto di ieri anche la sanificazione in una casa di cura di Fiesso d'Artico, dove su 100 persone ospiti tra operatori e persone appunto ospitate ce ne sono state diverse risultate positive alle Covid-19 e si è provveduto dunque immediatamente alla sanificazione di questo istituto. Poi c'è da capire anche come ci si muoverà all'interno del GRIS di Mogliano Veneto, dove sembra ci sia anche lì diverse persone che risulterebbero essere positive. Parlo al condizionale in quanto ancora non sono arrivati i dati certi, però i sintomi sembrerebbero essere proprio quelli. Quindi tra il governatore Zaia e l'assessore di reparto Lanzarin chiederemo se ci sono appunto novità in tal senso. Poi per quanto dicevi tu appunto il numero dei positivi l'hai già anticipato da studio e quindi chiederemo anche, anzi cercheremo di capire se da oggi ci sarà la ordinanza del Veneto con le nuove proroghe e in quel senso ci saranno le misure restrittive, le restrizioni che sembrerebbero essere state così anticipate, anche se non chiaramente dette dal governatore. Non diciamo nulla in quanto non essendoci la conferma di nulla è meglio camminare cauti, come si suol dire. E tante le segnalazioni che ci arrivano anche da casa dai nostri telespettatori ci dicono come mai ad esempio c'è tanta gente che gira proprio anche lì nelle Trevigiane, in quel di Montebelluna, dove sembrerebbe che fuori dai cimitero non
ci sarebbero i dovuti controlli. Parlo al condizionale perché comunque sono segnalazioni che ci arrivano dai telespettatori, e quindi il nostro occhio vigile, come si suol dire. Quindi cercheremo di capire anche oggi se la nostra libertà sarà nuovamente vincolata da questo Covid-19 che ci tiene tutti prigionieri in casa. E per fortuna, perché comunque ricordiamolo che l'emergenza è ancora in atto, certo, e quindi è necessario continuare a restare a casa. Non ti sento più da studio. Io ti sento, sì. Però... Mi senti? Ok. Quindi... Ecco, sì, Borrelli oggi a Radio Capital ha parlato di un plausibile come dire, prolungamento, la proroga, insomma, delle misure fino al 16 di maggio più o meno. Ovviamente è un dato ipotetico, esatto, ma fa capire come l'emergenza non sia conclusa, e quindi che la fase 2 potrebbe iniziare nella seconda parte di maggio. Esatto, infatti è così, anche perché ricordiamoci che c'è purtroppo la possibilità di un secondo ritorno del contagio, laddove da una parte le persone non sono state contagiate. Purtroppo c'è questo rischio, così aveva anticipato proprio Borrelli, e quindi cercheremo di capire anche qui dal Veneto, dove ci sono delle misure più forti, fino adesso sono tenute misure più forti, che cosa accadrà anche nella nostra regione, nel nostro territorio. Infatti tra le incognite c'è anche quella dei mercati, no? Perché abbiamo visto che i mercati, quelli settimanali e comunque giornalieri delle varie città, sono ancora aperti, e da capire, a parte il caso di Padova, che cosa accadrà anche nelle altre città. Effettivamente io personalmente ieri ho fatto un giro anche al mercato di Mestre, devo dire, e non ho visto questi assembramenti, anzi la gente era piuttosto cauta. Questo al mercato del pesce, al mercato così della frutta, e stava sufficientemente, devo dire, sufficientemente distanziata, anche se la prudenza non è mai troppa, ed è bene sempre stare piuttosto lontani gli uni dagli altri. E quindi sì, cercheremo di capire anche questo, e poi c'è da capire anche qual è la profilassi che verrà utilizzata dalla regione per quanto attiene al famoso farmaco contro la malaria, se è già in uso presso i pazienti che risultano così domiciliati a casa, ecco. Quindi sono tante le cose, tanti fronti insomma da chiarire. Vedremo se riusciremo. Sì, benissimo. Esatto, e quindi appuntamento più tardi, naturalmente. Certo, grazie allora, grazie Anna Maria Parisi, grazie anche a Paola Barbato. Allora fra poco ci collegheremo come sempre con l'unità di crisi di Marghera. Io sono in collegamento via Skype con il professor Gianni Maddalon. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lo ricordiamo, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Treviso Belluno. Allora, il fronte scuola, si parla di questo decreto scuola che dovrebbe essere come dire, messo nero su bianco entro domenica, e aleggia una data, quel 18 maggio. Bisognerà capire se i fronti sono due, insomma, da quello che abbiamo capito, ma magari ci aiuti a capire lei. Il 18, se si può rientrare a scuola dal 18 maggio, ci sarà un tipo di percorso; se invece non si potrà rientrare ci sarà un altro tipo di percorso, è così da quello che si evince? Beh, intanto sottolineiamo che stiamo parlando sempre di bozze, e certo, forse le 48 ore potevano essere rispettate, perché tutti quanti ormai ci adagiamo su una tempistica da maratoneti. È abbastanza importante mantenere la calma e tranquillizzare le famiglie, quindi non vorrei che nelle prossime 48 ore quello di cui discutiamo adesso avesse un contrordine. È meglio dare un'indicazione unica, ma purtroppo anche stavolta le notizie sono uscite, per cui ad ora e in ipotesi le bozze dicono: per tutti non ci sarà prolungamento del calendario scolastico, quindi non ci sarà l'ipotesi tutto giugno-luglio per recuperare le settimane perse. Semmai
ci sarà un anticipo del successivo anno scolastico il 1° settembre. Come peraltro aveva un po' anticipato lei, si ricorda, avevamo detto insomma, Certo, un recupero certo. ai primi di settembre di quello perso, era una delle ipotesi. Era una cosa ragionevole. Adesso cambia invece per chi termina il percorso, e quindi per i ragazzini di terza media e per gli studenti di quinta superiore che hanno rispettivamente gli esami di Stato di primo e di secondo ciclo. Per i ragazzini la famosa data spartiacque che è trapelata, cioè lunedì 18 maggio, che poi grosso modo coincide con le incertezze della stessa protezione civile, certo, sulla fase 2, e poi se c'è un attimo dirò qualcosa sulla fase 2. Certo. Se si rientrasse entro il 18 maggio, allora l'esame delle superiori, di quinta superiore, avendo esattamente un mese di tempo, perché dovrebbe iniziare il 17 giugno, avendo un mese di tempo di lezione effettiva, sarà in forma ridotta. Vale a dire che, per esempio, ci sarà tutta la commissione interna e che la seconda prova scritta la deciderà la commissione stessa, non arriverà da Roma, quindi l'incognita sarà solo il tema di italiano del primo giorno delle tre prove. Se invece non si entra e non si garantisce questo mese, l'ipotesi del Ministero è di sostituire tutte e tre le prove con un unico colloquio. Il colloquio e basta, come si è fatto in certe situazioni di terremoto. Il colloquio a quel punto dipenderà dalla situazione epidemiologica, diciamo così, e quindi potrà essere in presenza se è possibile convocare in presenza, e se no sarà anch'esso a distanza. Questo per le superiori, quindi il 18 maggio dirà prova semplificata o prova ridotta all'osso al colloquio. Per le terze medie o semplificazione, attualmente loro hanno 3 prove scritte e un orale, potrebbero decadere alcune di queste e ridurle, per esempio, ma è un esempio, a italiano e matematica, e tralasciare le 2 lingue, oppure addirittura, se le condizioni non permettono il rientro, è ipotizzabile che tutto l'esame di terza media sia sostituito da, diciamo, uno scrutinio e una valutazione della commissione su tutto il percorso dei 3 anni senza la prova d'esame. Si era parlato anche di una tesina. Le tesine, le presentazioni di lavori assegnati a contorno sono assolutamente concepibili, anche perché si dà modo giustamente a dei ragazzi che ci tengono a far vedere quello che saprebbero fare di esprimersi. Questo è il quadro generale, quindi per tutti rispetto del calendario scolastico, casomai il nuovo calendario scolastico 2020-21 verrà anticipato, e per chi termina e quindi non sarà interessato dal nuovo anno scolastico, queste modalità per gli esami di Stato. Senta, ci hai parlato anche molto del tutti promossi, però non il 6 politico, restano le insufficienze. Su questo si è capito, ovviamente stiamo sempre parlando di una bozza, per cui non è ancora, stiamo ragionando sulle ipotesi, sul percorso. Certamente. Guardi, c'è già un'esperienza e si chiamano istituti professionali, anche se è poco nota. Da 2 anni gli istituti professionali per legge hanno visto qualificato lo scrutinio finale di del primo anno come intermedio. Traduco: tutti vanno in seconda e vengono valutati alla fine della seconda sul biennio a quel punto. Qualcosa di simile, se devo rendere l'idea, cioè certamente non ci saranno bocciature a giugno adesso, ma tutti i debiti e il programma non fatto andranno recuperati, sia i debiti del primo quadrimestre, chiamiamolo, che restano scritti e prima o poi a settembre, ottobre e dicembre dovranno venire al nodo e far vedere che sono stati recuperati, sia quei ragazzi che magari non avrebbero le sufficienze per essere promossi in condizioni normali, vengono portati all'anno successivo, però del tutto similmente a quello che ho detto per gli istituti professionali si tratta semplicemente di una
promozione e non promozione nel biennio. Per quelli non terminali, appunto, abbiamo detto, gli altri hanno l'esame, eccetera. Senta, le faccio una domanda che ha a che fare un po' appunto con, dopo mi deve dire cosa della fase 2. Sì. Le faccio portavoce, insomma, delle tante, ma un po' aveva già risposto quando ci siamo visti e sentiti l'ultima volta, no? Le preoccupazioni di tanti genitori, al di là di quelli che hanno i figli che terminano con gli esami, sulle lacune che resteranno, no? C'è questo, ci sarà inevitabilmente da fare questo recupero a inizio settembre. Basterà? Lei ha già detto un po' l'altra volta, questa generazione sarà la più seguita, quindi devono essere tranquilli, però insomma, ecco. Assolutamente, assolutamente tranquilli. Già ciò che si prefigura per gli esami conferma che il Paese riserva a questi ragazzi una particolare attenzione e tutela. Lo stesso sarà per il mancato insegnamento-apprendimento di queste settimane, nel senso che con anche misure aggiuntive, si parla di 200.000 supplenti, adesso vedremo anche compatibilmente con le risorse economiche del Paese, perché poi c'è tutto il resto del mondo, non solo la scuola, ci saranno recuperi, probabilmente estensione in qualche caso pomeridiana delle attività con studio assistito, sportelli e altre forme di aiuto. È chiaro che questa generazione è stata privata di condizioni normali ed è chiaro che in un quadro di solidarietà faremo tutti il massimo. Non oso paragonare il mondo della scuola agli infermieri, ma sta facendo tutto ciò che può. Le chiedo una cosa, non è, c'è il rischio, le chiedo a livello tecnico, vedo che ogni tanto l'inquadratura si avvicina, non so se è Non sono io, deve essere la webcam che ok, fa vabbè, purtroppo. Credo anche che se mi sposto a destra o a sinistra mi segue. Mi segue, quindi è un'intelligenza artificiale, va bene. Altro problema futuro. Ecco, anche questo, certo. Non c'è il rischio, altra domanda che ci fanno i genitori, che ok, ci sarà questo programma di recupero molto molto compresso, credo, che il programma poi di terza, per esempio, per chi è in seconda o degli altri, si ritardi? Beh, guardi, quando si devono fare più cose in minor tempo non è agevole fare tutto. Diciamo che, sentendo anche molti colleghi, è un'occasione innanzitutto per tutta la categoria per focalizzare ciò che chiamiamo nuclei essenziali, cioè quei saperi che servono sempre. Forse finalmente, andrei in un tecnicismo, ci avviciniamo di più alle competenze che alle conoscenze. In fondo, e voi siete uno degli attori, è un mondo che non ha più limiti alla googlabilità delle cose. Non so qualcosa in 5 minuti, in pochi secondi trovo la risposta. Forse è un mondo futuro che chiede cosa fare delle conoscenze sovrabbondanti che ci sono. In tal senso si sta ragionando non più in termini di programmi da fare, ma di competenze da assicurare a questi nuovi cittadini. E l'ipotesi invece che aveva della fase 2? Aspetti, l'ultima domanda e poi le chiedo della fase 2. L'assessore regionale, per esempio all'istruzione Donazzan, nelle scorse settimane aveva detto la sua ipotesi, insomma, spingeva invece per prolungare l'anno scolastico, poteva essere una soluzione. Secondo voi era fattibile, è fattibile o non è fattibile? Beh, qui decide certo, l'autorità centrale. Stante la decisione del Ministero, a livello ipotetico era plausibile? L'opinione mia è che ragioniamo in questi termini. Noi tolleriamo, e non è in tutti i paesi così, che per 2 mesi e mezzo la scuola si interrompa. Perché le vacanze estive, di fatto, sono un'interruzione pressoché totale, certo, dell'insegnamento-apprendimento. Allora, uno scambio di tempi che, come dire, recuperasse era assolutamente ragionevole. È la mia opinione personale,
non conta più di quella dell'assessore Donazzan rispetto alle decisioni che saranno prese dal governo. Allora, la fase 2 lei come la vede? La fase 2 va detto alle famiglie perché è la questione assumiamo il ritmo del maratoneta. Le misure sulle scuole saranno le ultime a essere rimosse, per l'ovvio motivo che la scuola è un meccanismo che raggruppa simultaneamente 9 milioni di persone e dunque dal punto di vista epidemiologico è un punto estremamente caldo. Esattamente come è stata fra le prime misure ad essere assunta, sarà fra le ultime a essere rimossa, il che vuol dire che se attorno a metà maggio si decide per ambienti di lavoro, fabbriche con distanziamento, mascherina eccetera, dopo un po' ristoranti e bar, un tavolo sì, uno no e quant'altro che tutti sappiamo, la scuola aspetterà per ultima, a mio giudizio. Ed è giusto così? È giusto così dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Questo ci porterebbe a pensare che se il decreto che non conosciamo ancora dirà prima o dopo il 18 maggio, diventa probabile il dopo 18 maggio. Proprio perché nella campana della rimozione è in coda agli altri eventi. Certo. Benissimo, grazie allora, grazie al professor Maddalon, grazie, allora vedremo nelle prossime ore quale sarà il verdetto un po' del governo su questo, perché da questo dipende poi il percorso futuro degli studenti. Grazie davvero e buon lavoro. Chiedo alla regia se fra poco riusciamo a contattare Lorenzo Maier che ci deve dire qualcosa dal Lido ma non solo, credo da Venezia. Allora la pubblicità e poi andiamo da Lorenzo.